La campanella è tornata a suonare anche per gli studenti del Tigullio, ricominciato l'anno scolastico tra attese, preoccupazioni e difficoltà. Trasferimento lavoratori a Store, nessun passo indietro sulla decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Caserza Ligure, vertice in Confindustria. Si complica la situazione della Fondazione Torriglia, il presidente Monteverde non si dimette, mentre il comune lo accusa di poca trasparenza sul progetto di ampliamento. Slitta ad agosto 2019 la conclusione dei lavori per il recupero della colonia Fara. Intanto oltre 2000 persone hanno visitato l'edificio chiavarese nell'ultimo fine settimana. Restaurata a Chiavari una spinetta del 1500 custodita nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. A Roma restituite le sonorità originali dell'antico strumento a corda. Inaugurata a Genova via della Superba, la nuova strada a mare consentirà ai mezzi pesanti diretti in porto di evitare il traffico cittadino. Ripartono i corsi di Unitre a Lavagna. L'Università delle Tre Età ha come obiettivo la formazione continua attraverso l'interazione tra persone di diverse generazioni. Metti in circolo il tuo cuore. In tanti alla biciclettata promossa da Avis e FIAB, una pedalata tra Chiavari e San Colombano Certenoli per promuovere la donazione di sangue. Aperto a Genova il 58° Salone Nautico, 948 gli espositori con le eccellenze del settore. Entro la prossima settimana ultimati i campi in colmata a mare a Chiavari, agibili dai primi di ottobre. Giro di boa per il piano quinquennale di Arinox, l'anno si chiude con un fatturato record, l'azienda si prepara a far partire la nuova linea di ricottura. Prosegue il lavoro di recupero dei beni artistici e architettonici di Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, nuova luce per la fontana, il ressò, la panchina e la statua della Sibilla. 18 spettacoli in cartellone per l'8ª stagione del Teatro di Cicagna. La mongolfiera intraversata sulla Val Fontana Buona, il simbolo della rassegna che si aprirà il prossimo 7 ottobre. Sigilli della magistratura ad un'area del campo sportivo di Levi, interessata alla superficie di copertura degli spogliatoi. Sesti Levante ricorda Giovannino Guareschi con un convegno a 50 anni dalla sua scomparsa. 20 anni fa la visita di Giovanni Paolo II alla diocesi di Chiavari, un evento eccezionale che la nostra gente custodisce nel cuore, non solo nella memoria, il ricordo dell'allora vescovo Monsignor Alberto Maria Careggio. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Una giornata, quella di lunedì, che ha visto il ritorno sui banchi di scuola degli studenti anche del Tigullio. Siamo andati a vedere quali le preoccupazioni, le attese, le speranze. Parleremo di questo nei prossimi servizi, ma anche dell'avvertenza a Store di Caserza Ligure. L'azienda non ritorna sui suoi passi circa la chiusura dello stabilimento casarzese e il trasferimento a Casella. A questo proposito c'è stato anche un vertice in Confindustria. Vediamo. La campanella è suonata questa mattina anche per gli studenti del Tigullio. 5.000 tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell'area di Chiavari che hanno preso posto tra i banchi. Chi ritrovando aule e laboratori lasciati a giugno, chi invece ne ha scoperti di nuovi per una nuova tappa nel cammino di crescita scolastica e personale. Ad accogliere i ragazzi gli insegnanti, maestri e professori a cui le famiglie affidano i propri figli per aiutarli ad approfondire le diverse materie, ma non solo. I ragazzi hanno bisogno prima di tutto di conoscenza, di scoprire e di scoprire il mondo che li circonda. Hanno bisogno di avere persone che sono entusiaste del lavoro che fanno e a cui brillano gli occhi quando parlano delle proprie discipline. Sono ragazzi che hanno bisogno di una scuola che permetta loro di scoprire quali sono le loro passioni e anche che sappiano poi operare delle scelte per il loro futuro che siano le migliori. Un anno scolastico che, come di consueto per i dirigenti, inizia con la problematica delle cattedre da coprire. Le graduatorie del provveditorato ancora non ci sono. Procedere con le assegnazioni alla luce delle novità inserite nel nuovo contratto della scuola non è cosa semplice. A complicare ulteriormente le cose, le assegnazioni provvisorie che lasciano scoperti posti che fino a qualche giorno fa erano coperti. Riordino delle graduatorie di appannaggio dell'ufficio scolastico regionale. Non abbiamo contezza di quella che sarà la data di disponibilità di queste graduatorie.
sanitario, tutti noi speriamo al più presto, ed è un nodo cruciale quest'anno, perché a seguito del nuovo contratto di lavoro che è stato siglato il 19 di aprile, di fatto sono cambiate le modalità della formulazione dei contratti di lavoro anche per i docenti con incarico a tempo determinato, e questo crea naturalmente ulteriore caos dal punto di vista interpretativo. L'azienda è rimasta sulle sue posizioni, non di chiusura ma di trasferimento di tutti e 45 dipendenti. Noi abbiamo sollevato di vedere questo piano industriale che l'azienda ci ha detto, perché ci sono dei punti critici che non ci convincono, e soprattutto abbiamo sollevato questo dato storico del problema del ponte che c'è, della viabilità genovese. È stata proposta anche una strada alternativa, le Ferriere, la Val Fontana Buona. È fattibile questo per 45 persone tutti i giorni? Teniamo conto che si parla di 70-68 km, quindi andata e ritorno sono 140 km andare e venire. Tutto è fattibile, tutto sta però a vedere poi in quali condizioni uno si deve muovere. Non è che capiamo bene che passando dall'autostrada se la viabilità è più veloce, facendo tutte le tre terre ci metti un quarto d'ora, 20 minuti di più. Una trattativa che prosegue e cercherà anche di coinvolgere le istituzioni locali, regionali, perché si faccia comunque pressione sull'azienda. Chiediamo un forte aiuto in funzione del fatto che questo sito produttivo è stato riconosciuto come un'eccellenza rispetto anche agli altri siti produttivi che sono quello di Casella e quello di Bologna. Quindi smembrarlo secondo noi a livello industriale è un elemento economico che andrebbe sotto tutti i punti di vista evitato. L'azienda che tempi si è data? L'azienda ci ha ribadito quelli che sono i tempi di circa 6-7 mesi partendo da adesso. È chiaro però che anche l'azienda ha capito che le problematiche che abbiamo messo sul tavolo sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista della fattibilità sul traffico legato alla questione della viabilità del ponte Morandi sono tematiche vere, e quindi per quanto ci riguarda crediamo che da questo punto di vista quei tempi non possano stare insieme all'interno di un ragionamento, di una trattativa seria e che possa essere condivisa da tutti. La politica amministrativa. Nei telegiornali di martedì abbiamo parlato della Fondazione Torriglia, respinte le richieste di dimissioni da parte del sindaco al presidente Arnaldo Monteverde, che non vuole così rinunciare alla presidenza della Casa di Riposo. Slitta invece al 2019, all'agosto, la fine dei lavori per il recupero della colonia Fara, intanto tante le persone che le hanno visitata durante il fine settimana. E poi in tema di restauri, a Chiavari si è concluso quello di una spinetta, un antico strumento musicale del 1500 che adesso è custodito nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Vediamo i servizi. Si complica la situazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Torriglia a Chiavari. La richiesta di dimissioni dalla presidenza, avanzata dal sindaco di Capo nei confronti dell'attuale guida del CDA, Arnaldo Monteverde, è stata respinta al mittente. Nel contempo però uno dei consiglieri in carica, Paola Cavagnaro, di nomina comunale, si è dimessa. Sarà sostituita da un tecnico, l'architetto Davide Domenichini, di fatto portando lo stesso presidente Monteverde in minoranza. L'accusa nei suoi confronti è di non aver agito con trasparenza sulla questione dell'ampliamento della casa di riposo chiavarese. Si tratta di una permuta, quindi la realizzazione di una casa di riposo, totale spese del proponente, in cambio chiede un piano casa nei volumi dell'ex cantiere Victor e poi la realizzazione di un albergo di 100 camere e un prolungamento della gestione della locazione di tutta la collina delle Grazie dai 50 anni attuali ai 99. Oltre a un diritto di prelazione sui capannoni di proprietà del Torriglia in corso Buenos Aires. Riteniamo che questa realizzazione di quest'area avrebbe una cementificazione troppo alta rispetto a quanto viene dato in cambio. Un'area delicata quella di Preli, dove si gioca la partita del depuratore, che verosimilmente non sorgerà più qui, ha chiusato il sindaco, e dove sorge una delle poche strutture che a Chiavari risponde ai bisogni delle persone anziane. Una situazione finanziaria non facile, quella della Fondazione, che in questi anni ha dovuto rinunciare a parte del suo patrimonio immobiliare per ripianare i debiti molto pressanti e che ha in essere un contratto di locazione degli immobili della Collina delle Grazie con la stessa società HGM che ha avanzato il progetto contrastato dall'amministrazione. L'esigenza di un ampliamento resta alta,
confermata. Il rischio, con la contrapposizione che si è venuta a creare all'interno del Consiglio di amministrazione, la cui scadenza naturale è fra 3 anni, è che si blocchi uno sviluppo che attende di essere portato avanti da molto tempo. Mi auguro che questa mia sollecitazione funga da sprone al Consiglio di trovare una soluzione per l'ampliamento della casa di riposo, fermo restando che la pianificazione urbanistica sull'area aspetta il Comune di Chiavari e come dico adesso, come ho già sempre detto, non prevederà sicuramente nuove abitazioni in quell'area. Oggi possiamo dire che siamo in fondo al tunnel, la luce è veramente forte. C'è ancora un anno di attesa per vedere finito e completato il recupero della colonia Fara a Chiavari, ma da parte della società che dall'inizio del 2015 sta portando avanti l'intervento c'è fiducia e ottimismo. Entro agosto del 2019 verranno consegnate le opere a mare, tra cui la passeggiata, tempi leggermente dilatati rispetto alle previsioni a causa di una variante al progetto originale che ha allungato l'iter di 3 mesi. Di fatto abbiamo trasferito al lato ponente la piscina che è a raso sotto il centro benessere, verranno realizzati dei box e dei posti auto interrati con l'accesso a levante e sopra ci saranno dei parcheggi a raso che permetteranno l'accesso direttamente alla struttura alberghiera. Oltre 2.000 le persone che intanto sabato e domenica hanno approfittato dell'apertura dei primi piani della struttura per visitare gli ambienti recuperati e affacciarsi ai balconi della torre. Un ripristino che interesserà ora gli altri piani di quello che a tutti gli effetti è uno degli ultimi simboli dell'architettura futurista rimasti in Italia. Ad oggi possiamo dire di aver riportato alla luce un monumento, perché la Torre Fara è un monumento, chi risiederà qui abiterà in un monumento con tutte le particolarità del caso. Una di queste, non da ultimo, però pagherà l'IMU al 50%. Tutte maestranze locali, quelle che hanno lavorato, che stanno ancora lavorando? Assolutamente sì, era l'obiettivo, ce l'avevamo posto sin dall'inizio e abbiamo mantenuto. Sono tutte aziende locali che hanno collaborato, che hanno creduto nell'opera, perché è un'opera importante sia da un punto di vista del materiale, della quantità, ma anche da un punto di vista dell'investimento. Note e suoni che dal Cinquecento risuonano ancora oggi in tutta la loro bellezza. È tornata all'antico splendore la spinetta conservata nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma e restaurata in questi mesi nel Tigullio da un artigiano del nostro territorio, Marco Barletta. Un lungo e certosino lavoro di recupero dei materiali durato oltre 4 mesi che ha permesso di restituire sonorità e forme originali alla tastiera di 4 ottave, inclusa in una custodia di legno completamente dipinta. In alcune parti strutturali c'era una presenza di tarlo piuttosto importante che non si vedeva così a prima vista vedendo lo strumento dall'esterno, quindi una grande opera di consolidamento mantenendo il più possibile appunto l'originalità dello strumento. Dopodiché la riparazione della tavola armonica, che è praticamente l'anima dello strumento, insomma è quella che dà il suono, era fessurata, rotta, e è stata riparata, e poi tutto il lavoro sui saltarelli, l'impennatura, cioè appunto su quello che poi crea il suono. Le note della spinetta restaurata sono risuonate tra gli affreschi della Sala Paolina del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, che ha ospitato il concerto inaugurale Le Muse di Vulcano, musica, armi e amore ai tempi di Paolo III Farnese, e che custodirà adesso lo strumento. Ed è una delle prime volte in Italia che il direttore del museo ha questa idea, cioè di prendere gli strumenti, sono 3 che devo restaurare, questo è uno e ce ne sono altri 2, renderli funzionanti e fare appunto delle manifestazioni musicali. Quindi il lavoro continua, adesso altri 2 strumenti da recuperare, che cosa sono? Uno è un fortepiano italiano del 1820 e l'altro invece è un fortepiano a tavolo viennese del 1800, molto bello, interessante, e questo richiederà un lavoro molto lungo, credo che finirò a maggio-giugno.
Andiamo a Genova adesso, è stata inaugurata in tempi record la strada della Superba, la via di collegamento via mare che consentirà ai mezzi pesanti di evitare il traffico cittadino per raggiungere il porto genovese. Sul nostro territorio invece la presentazione dei corsi dell'Uni3 di Lavagna ricomincia a breve l'attività di questa realtà e poi la partecipazione ampia alla biciclettata di Avis e FIAB Vivi Bici Tigullio che hanno raggiunto da Chiavari San Colombano Certenoli per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue. Vediamo i servizi. Il giorno prima dell'inizio del 58° Salone Nautico, Genova ha aperto al traffico la strada della Superba. Lunga circa 6 km, la nuova via consente di alleggerire dai mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto il traffico del ponente genovese, messo in seria difficoltà dal crollo del ponte Morandi. Anche se per un'operatività completa del nuovo collegamento si dovranno aspettare ancora alcuni giorni. Da questa strada noi sposteremo il traffico pesante levandolo dalla circolazione cittadina. Abbiamo ancora una cosa da fare, che è quella del ponte degli aviatori, che faremo nel prossimo mese e dopodiché avremo completato l'opera. Comunque il fatto di avere questa circolazione ci consente di levare tutto il traffico pesante dall'incrocio via Sisfredi Guido Rossa, che è l'incrocio principale dove oggi abbiamo il problema principale dal punto di vista del traffico. Lavoreremo per l'810. Il l'810, Viale Canepa e Lungomare Canepa e l'810 devono aprire totalmente più in fretta possibile. Stiamo accelerando molto, anche ieri nel decreto abbiamo messo la possibilità di lavorare in deroga su tante cose per poter finanziare le accelerazioni dei progetti o addirittura progetti collaterali che ci portano al risultato in tempi più brevi. Un collegamento realizzato in poco più di un mese e che con l'apertura al traffico del ponte degli aviatori diventerà a tutti gli effetti un bypass per i mezzi pesanti diretti nell'area portuale genovese. Su questa strada correranno tutti i mezzi pesanti diretti ai principali terminal dei container del Porto Vecchio, quindi la vecchia struttura portuale di Genova, ancora la principale insieme a quella di Voltri della nostra città, sgraverà il traffico cittadino ovviamente di questi tir. L'abbiamo realizzata in un mese di tempo, è una promessa che abbiamo fatto all'inizio di questa emergenza, l'abbiamo mantenuta, come abbiamo mantenuto quella di dare una casa a tutti anche nei tempi più stretti di quanto avevamo addirittura preventivato all'inizio. L'Uni3 di Lavagna si avvia al 6° anno di attività, con l'apertura delle iscrizioni per il nuovo anno accademico. Sarà possibile farlo fino al 31 ottobre rivolgendosi alla segreteria del 2° piano della Biblioteca di Lavagna, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 9:30 alle 11. Sicuramente la finalità primaria è quella di formazione continua per tutto l'arco della vita, quindi l'aspetto dell'istruzione, ma c'è un grande aspetto di formazione culturale a tutto tondo, in quanto c'è l'idea di avvicinare le persone, quindi di impegno sociale continuo, perché ovviamente la cultura non sia un elemento fine a se stesso. L'iscrizione consente di partecipare ai corsi e a tutte le altre iniziative che l'Uni3 propone, tra cui diverse uscite culturali. A febbraio andremo a vedere la mostra del Ducale a Palazzo Ducale a Genova e quest'anno sarà da Monet a Bacon. Ad aprile invece faremo un percorso nel centro storico medievale, partendo dalla Commenda per finire con San Giorgio, Palazzo San Giorgio, con la visita interna. L'ultima visita che faremo quest'anno non sarà sul territorio genovese, ma sarà sul nostro territorio. Noi abbiamo la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, il santuario, che ha un ciclo di affreschi di Teramo Piaggio del Cinquecento che sono notevolissimi, e nella controfacciata c'è un giudizio finale di Luca Cambiaso, sempre del Cinquecento. I corsi inizieranno venerdì 2 novembre e il 3 novembre si terrà la serata inaugurale dell'attività, il cui fine ultimo rimane sempre l'aggregazione. Il progetto aggregativo è alla base, oltre che formativo, è alla base di questa realtà, tanto è vero che moltissime attività, come ha illustrato la nostra vicepresidente, sono aperte non solo in forma di prelazione agli iscritti, ma poi noi le apriamo generalmente anche alla cittadinanza.
Vediamo bambini, famiglie, insomma tutte le età. La manifestazione cerca proprio di attirare le famiglie, le persone di ogni età, insomma, anche perché lo scopo è quello di promuovere la donazione di sangue in primis e la salute di tutti, quindi anche la FIAB che collabora con noi organizza delle attività per promuovere la bicicletta come strumento per la salute. Giulia, arrivi da Sestri? Sì, sono dell'Avis di Sestri Levante, veniamo qui, partecipiamo a una bella esperienza comunque. Sei donatore da quando? Più o meno da 2 anni, 2 giorni dopo che ero maggiorenne sono venuto a donare, ho 9 donazioni. Come hai scoperto l'Avis? Qual è stata la molla che ti ha fatto donare il sangue? Un po' perché i miei ci sono da sempre lì nel giro e quindi sono venuto. Anche i medici in campo? Certo, direi in pista perché bisogna difendere l'ambiente, oggettivamente fa bene a tutti, è piacevole questa bella iniziativa di FIAB dei ciclisti del Tigullio, secondo me è importantissimo sostenerla e dobbiamo difendere gli spazi poco aggressivi e molto sani come quello del pedone, del ciclista, di chi in realtà anche disabile ha bisogno di spazi, ha bisogno di circolare. Ecco, io penso che sia un'occasione buona per risostenere, pensare e sperare che l'anno prossimo tutto questo possa essere molto più consolidato. Questa è la speranza che auguro appunto ai miei amici e compagni di pedalata. Ancora a Genova, questa volta per l'apertura del 58esimo Salone Nautico Internazionale, un salone del rilancio che fa i conti anche con il problema del crollo del ponte Morandi. Poi torneremo a Chiavari perché stanno per concludersi i lavori di rifacimento del manto del campo di calcio in Colmata a Chiavari, tutto pronto entro i primi di ottobre. Vediamo. Benvenuti a Genova, benvenuti al Salone Nautico, benvenuti in una grande città. Lo dico come sindaco, lo dico come genovese, lo dico come marinaio. Giratevi e guardate Genova. Oggi ho pensato, non posso ripetere la stessa cosa, però invece lo devo fare, perché se ci giriamo e guardiamo perché il Salone Nautico si può fare soltanto qui a Genova. La presenza del governo è per valorizzare le straordinarie competenze in termini di qualità e di innovazione tecnologica che le nostre imprese, che l'indotto che genera le nostre imprese hanno in un settore così importante come quello della nautica. E l'impegno del sottoscritto è quello di semplificare la vita a chi lavora in questo ambito. Normalmente lavoriamo molto in vista del Salone, ma non so dove abbiamo trovato tutte queste forze. E certamente perché sentivamo fortissima la responsabilità ed è una responsabilità su 2 fronti, l'ho già detto in conferenza stampa a Milano. L'una è verso tutti voi, è meraviglioso vedere, qui c'è solo una piccola parte di tutti gli espositori, gli imprenditori di questo settore, e l'altra responsabilità certamente accresciuta è verso la città, perché del cui rilancio siamo poi diventati il simbolo. Io credo che questo sia il sistema che veramente ruota intorno al Salone e che trascende il valore del Salone. È il sistema di un paese che vogliamo costruire, quel paese che fa concorrenza a Barcellona come a Hong Kong, a New York come a Sydney, e che ha tutte le capacità per affrontare la competizione mondiale e costruirci intorno un sistema di paese che abbia l'ascensore sociale che è giusto che ci sia. Attualmente qual è la situazione del campo sportivo in Colmata? La situazione del campo sportivo in Colmata diciamo che è quasi terminata, siamo a conclusione di un'opera importante, siamo soddisfatti di averla portata avanti, anche perché su quest'opera il Comune di Chiavari ha investito circa €500.000 per mettere in sicurezza uno dei campi principali del nostro comune e per fare in modo che i nostri ragazzi, dilettanti e non, possano usufruirne in maniera sicura e corretta, come deve essere. Il campo è quasi praticamente pronto. Quando verrà inaugurato, ipoteticamente?
Ma guardi, intanto il campo metà della settimana prossima è consegnato e naturalmente le squadre potranno allenarsi e giocarci. Per quanto riguarda l'inaugurazione aspettiamo giusto le opere accessorie, penso che poi faremo una festa tutti insieme i primi di ottobre. Che tipo di lavori sono stati svolti? Ma è stato rifatto tutto il sottocampo, cioè la parte sabbiosa del campo, viene messo il manto in erba sintetica che è già stato messo, e poi dopo ci saranno gli ultimi lavori accessori come le recinzioni e tutto quello appunto che serve per la sicurezza dei nostri ragazzi. Sicurezza oggi, che tengo a sottolineare, è importantissima in qualsiasi campo, anche e soprattutto dove ci sono dei bambini, dei ragazzi che si allenano tutti i giorni costantemente. Secondo le ultime vicissitudini dell'Entella, qualora la squadra venisse reinserita in categoria B, il Comune è pronto ad accoglierla? Se sì, come? Ma innanzitutto ci auguriamo che le notizie ultime siano poi confermate. Noi siamo prontissimi, abbiamo sempre lavorato anche lo scorso anno in sinergia con l'Entella, e perciò diciamo che tutto quello che facevamo lo scorso anno non avremo nessuna difficoltà a farlo anche quest'anno e i prossimi anni. I temi del lavoro adesso con il bilancio, il giro di boa per quanto riguarda il piano industriale di Arinox, presentato 2 anni e mezzo fa, un piano quinquennale che prevede investimenti e che fa registrare per quest'anno un fatturato da record e non si escludono ulteriori sviluppi occupazionali. A Villa Durazzo, poi a Santa Margherita Ligure, sono stati presentati alcuni lavori di restauro di scorci e oggetti che si trovano proprio all'interno della storica villa. E poi per gli spettacoli è stato presentato il cartellone dell'8ª stagione del Teatro di Moleone di Cicagna. Vediamo. Siamo a metà del piano quinquennale, abbiamo terminato 2 anni fa la realizzazione del laminatoio, termineremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo l'installazione della linea di ricottura numero 5, che sarà la prima al mondo a larghezza 1550 mm, e partirà a fine anno l'installazione della linea di taglio idonea a tagliare questo prodotto nuovo che stiamo lanciando sul mercato. Giro di boa per il piano quinquennale dell'Arinox di Sestri Levante, l'azienda del gruppo Arvedi che produce e commercializza laminati sottili ed extra sottili in acciaio inossidabile. A 2 anni e mezzo di distanza dalla presentazione del documento programmatico, che prevede in tutto oltre 55 milioni di investimento, il bilancio di metà percorso è sicuramente positivo, sia per il fatturato che per i risvolti occupazionali. Positivo per l'azienda perché chiuderà il 2018 con un ottimo risultato, il migliore dei suoi 30 anni di storia. Positivo per il territorio perché solamente quest'anno abbiamo assunto 15 unità, quindi siamo arrivati a 250 impiegati diretti in Arinox, più qualche somministrato e più tutto l'indotto, che per il Tigullio penso siano numeri importanti. Una crescita occupazionale che potrebbe proseguire anche per il futuro. Sicuramente le linee che entreranno in funzione avranno bisogno di personale. Se il mercato continua a essere positivo e riusciamo a confermare le nostre quote di mercato o ad ampliarle come previsto nei nostri piani di investimento, ci potrebbero essere nuove assunzioni all'inizio del prossimo anno, di qualche unità, non saranno i 15 dell'anno passato, ma il trend è positivo. Una grande importanza verrà data dalle decisioni di Trump sulla 232. Nell'ultimo incontro con il Presidente della Comunità Europea è stato dichiarato che verranno rimosse questi dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Ad oggi non ci sono stati ancora movimenti da questo punto di vista. Se effettivamente verranno rimossi ci sarà un'accelerazione anche alle assunzioni sul territorio. Sono tornati all'originario splendore alcuni degli scorci e degli angoli più belli di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, la fontana e la vicina panchina, il Rissò e la statua della Sibilla. In attesa di vedere concluso il recupero del percorso a mare della dimora del 1678, antica via di collegamento con il quartiere di Corte e l'antico castello cinquecentesco, e dopo il recupero effettuato già quest'estate con l'apertura al pubblico delle gallerie anti-bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, una terza quella più ampia e in fase di recupero, questa mattina sono stati presentati gli ultimi lavori effettuati. Qui a Villa Durazzo a Santa Margherita oggi abbiamo condiviso l'emozione umana ma anche tecnica, i progressi raggiunti nel restauro della fontana alle mie spalle, della panchina, della panca che era in una condizione di lettura assolutamente nascosta e oggi recuperata, poi il famoso Rissò di San Francesco e per finire la statua della Sibilla, una statua importantissima settecentesca. Poi abbiamo ancora parlato dei cancelli di Villa Durazzo, 2 bellissimi cancelli in ferro battuto molto preziosi che chiudono e aprono allo stesso tempo il percorso per le gallerie
e abbiamo pure fatto un cenno alla famosa stufa all'interno della villa. Un lavoro di recupero e di restauro dei beni di Villa Durazzo che non si ferma con gli interventi messi in atto nei mesi scorsi. Uno degli obiettivi adesso è quello del recupero di tutte le statue che si trovano all'interno del Giardino all'Italiana e non solo. Restaurare tutte le statue del Giardino all'Italiana è un progetto anche ambizioso, quello di poter restaurare tutte quelle del parco. Comunque quelle del Giardino all'Italiana è il progetto che intendo portare avanti dal fine 2018 al 2019. Rispetto a questi interventi il progetto di riaprire l'antico portale e il successivo porticato è sicuramente molto significativo da un punto di vista storico-culturale per la città e perché valorizza incredibilmente quello che è il gioiello del patrimonio artistico-culturale di Santa Margherita, cioè Villa Durazzo, che su questo promontorio domina la città e il porto, e avere la possibilità di usufruirla accedendo al fronte mare è sicuramente un plusvalore incredibile rispetto a quello che fino ad oggi si è potuto fare. È stata presentata la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale di Cicagna. 8ª stagione di spettacoli, con il fine di incrementare la proposta culturale della Val Fontana Buona. 18 spettacoli che attraversano generi diversi: prosa, pis dialettale, spettacoli musicali e cabaret. Mi fa piacere dire che la programmazione l'anno scorso è andata molto bene, abbiamo incrementato l'utenza e quindi quest'anno i nostri utenti sono premiati con nuove compagnie. E inoltre abbiamo inserito anche la domenica per la prosa. Non tutti gli spettacoli di prosa saranno la domenica, però ne abbiamo inserite 3 di domenica, perché abbiamo visto che la domenica è più accessibile per tutti, quindi gli spettacoli saranno alle 16 del pomeriggio. Sarà il domenica 7 ottobre il primo spettacolo, con la compagnia Artemis Levante, che mette in scena la commedia Non è il solito vizietto. Il Teatro di Cicagna è stato inserito anche quest'anno all'interno del circuito dei teatri di Genova. Intanto una nota di prestigio perché insomma, è come affermare che il valore di questo teatro. Poi una serie di iniziative, intanto la novità di quest'anno è il fatto che chi è abbonato in un teatro del circuito ha automaticamente il biglietto ridotto per qualsiasi spettacolo degli altri teatri di cui non è abbonato. E quindi questa è un'iniziativa molto interessante. Poi far parte del circuito Genova Teatro vuol dire anche essere inserito nel sito di Genova Teatro, quindi avere la promozione degli spettacoli, insomma, un nome che gira e valorare la propria connotazione. Veniamo adesso alla cronaca con i sigilli, l'area messa sotto sequestro a Levi del campo sportivo di San Bartolomeo, in particolare lì la copertura degli spogliatoi, in corso una vertenza che vede il Comune rivalersi nei confronti della ditta che ha eseguito alcuni lavori. Cercheremo di fare il punto nel prossimo servizio, a cui seguirà quello relativo al convegno che si è svolto a Seste Levante sulla figura di Giovannino Guarreschi. Vediamo. Sono i lavori di rifacimento delle caditoie e delle tombinature eseguite nel 2017 sulla copertura dell'edificio degli spogliatoi del campo sportivo di San Bartolomeo a Levi ad essere finiti sotto la lente della magistratura di Genova, che ha disposto il sequestro preventivo dell'area interessata. In queste ore i carabinieri della compagnia di Chiavari hanno apposto i sigilli e delimitato l'area in attesa che una verifica tecnica più approfondita faccia luce sulla questione. Al centro della vicenda gli interventi eseguiti lo scorso anno da una ditta a cui l'ufficio tecnico del Comune di Levi ha affidato l'appalto per la sistemazione della superficie calpestabile sopra i locali spogliatoio. Un intervento che prevedeva una spesa di 40.000 euro e che non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, situazione per cui lo stesso Comune, dopo un sopralluogo fatto dal sindaco e da alcuni consiglieri nei mesi scorsi, ha chiesto indietro alla stessa ditta esecutrice la somma di 10.000 euro quale rimborso. Sarà adesso la magistratura a stabilire la fondatezza della richiesta. Sotto l'attenzione della giustizia, dunque, non la procedura di appalto dell'ufficio tecnico comunale, quanto la conformità dei lavori eseguiti e le eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto controllare e non lo ha fatto. Per fare questo è stato necessario interdire l'accesso all'area per fare in modo che nuovi interventi, peraltro già previsti, possano modificare lo stato delle cose. Voglio subito rassicurare che non si tratta di problemi di sicurezza o di staticità delle strutture, ha spiegato il sindaco Vittorio Centanaro. Nel corso di un sopralluogo effettuato nei mesi scorsi abbiamo effettivamente riscontrato che i lavori non sono stati fatti nella maniera corretta. Per questo abbiamo chiesto un rimborso all'impresa che li ha eseguiti.
interventi. La procedura di verifica della Procura dovrebbe svolgersi in breve tempo, in modo da permettere la partenza di altri interventi di riqualificazione dell'area sportiva leivese. Grazie agli spazi finanziari messi a disposizione dallo sblocco del patto di stabilità, spiega ancora il sindaco, il Comune di Levi ha a disposizione 300.000 euro, da spendere però entro la fine del 2018. Con queste risorse abbiamo intenzione di mettere mano anche alla palestra comunale, per la quale è previsto il rifacimento della pavimentazione e dell'impianto di riscaldamento, ha concluso il sindaco Centanaro. Anno 2018, Giovannino Guareschi e le sue ricorrenze. È il convegno che è stato organizzato dall'associazione Oleudo per celebrare i 110 anni della nascita e i 50 dalla morte di Guareschi. Si è svolto nella sala Carlo Bo di Sestri Levante, con Francesco De Nicola che ha coordinato gli interventi di Paolo Pulina, Alberto Pilandri, Claudio Bertieri e Giuditta Valle. Durante il pomeriggio hanno poi parlato Enrico Rovegno e Marcello Vaglio, prima della proiezione del film di Guareschi, La rabbia. Guareschi è mancato 50 anni fa, quindi è un'occasione, questa ricorrenza, per riproporlo, per ricordarlo e per cercare di approfondire alcuni aspetti della sua opera, che è molto ampia, che spazia ovviamente dalla letteratura al cinema, al fumetto, al giornalismo, e quindi è un autore eclettico che è opportuno dunque che venga sempre più approfondito, sempre più tenuto presente ai lettori. Guareschi è stato un autore sincero, diretto, che non giocava mai sull'equivoco. Uomo libero che scriveva senza condizionamenti politici, devoto alla narrazione del mondo piccolo, inteso come la realtà italiana del dopoguerra. Un'integrità ed una schiettezza che lo hanno portato ad alterne fortune. È un autore molto letto e non riconosciuto dalla critica, e questo è l'aspetto più curioso di Guareschi. Milioni di suoi libri venduti nel mondo, tradotti, eppure nei dizionari italiani, nelle enciclopedie italiane degli autori figura quasi mai, oppure con poche righe. Perché? Perché è un narratore popolare e soprattutto un giornalista. Racconta come un giornalista, e quando descrive il mondo piccolo di Don Camillo e Peppone lo descrive come un grande giornalista. Infatti guardi, la stima maggiore l'aveva Enzo Biagi nei suoi confronti, che diceva, è molto bella la definizione che dava Biagi, diceva: Guareschi è un anarchico sentimentale. Siamo così giunti al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Spazio adesso al nostro approfondimento che è dedicato ai 20 anni della visita di Giovanni Paolo II alla diocesi di Chiavari. Proprio in questi giorni, anche grazie alle immagini di Telepace, abbiamo potuto rivivere questi momenti il 18 e il 19 settembre del 1998. Chiudiamo questa settimana importante per la nostra diocesi con il commento dell'allora vescovo, Monsignor Alberto Maria Careggio, che ricorda quei giorni e racconta anche alcuni risvolti proprio legati alla visita di Giovanni Paolo II a Chiavari. Il TG Guardando la Settimana si concluderà al termine di questo servizio, l'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Quali ricordi di 20 anni fa? Beh, insomma, dire quali ricordi sono talmente tanti che non è facile tirarne fuori uno. Il ricordo più bello è l'accoglienza che Chiavari ha riservato al Santo Padre. Oggi dire memoria che questo viaggio, questa visita, diciamo, pastorale sia nella memoria sarebbe dire troppo poco. Devo dire che è del cuore, della gente, nel nostro cuore soprattutto, che abbiamo vissuto in maniera così viva, presente, attiva l'evento insperato da una parte, straordinario dall'altra, tant'è che un giornale americano si domandava che cosa mai ci fosse a Chiavari per avere una visita del Santo Padre. Come sono state le parole per invitare, soprattutto la primissima volta, per invitare il Papa a Chiavari? Ma è stato lui soprattutto a dire che verrò a trovarti, perché le cose si combinarono proprio così, intanto su un sentiero. La nomina di vescovo di Chiavari era già passata attraverso il vaglio dei processi ecclesiastici, ma poi la scelta del posto e la nomina fu diretta del Santo Padre su un sentiero, al che quando mi disse vai avanti, al Papa non si dice di no, subito aggiunse e verrò a trovarti. Ecco, penso che quella sia prima
impressione positiva di questo mio essere qua. E poi certamente a Roma un giorno, anzi continuava sempre a dirmi ma quando mi inviti, tanto più che poi era già stato lui a farsi avanti. A quel giorno lì mi disse, beh senta Santità, se vuole venire venga quando vuole, non adesso però, a settembre. Allora si combinò in questo modo. Ma certo che sono cose incredibili a raccontare, ma sono successe così.